Ai tempi della Serenissima anche il settore farmaceutico ebbe un ruolo notevole. La scuola farmaceutica veneziana si posizionò ben presto all'avanguardia in tutta Europa, in particolare per la produzione di un farmaco, la teriaca o triaca, che conteneva oltre 60 ingredienti, compresa la carne di vipera e il testicolo essiccato di cervo, ed era considerata una panacea per diversi mali, oltre che un buon antidoto per i veleni. Una sorta di aspirina dell'antichità. I veneziani appresero la ricetta dai greci e dagli arabi, ma divennero così abili a preparare la composizione che ben presto i popoli del Medio Oriente, primi depositari dei segreti del greco Andromaco, il medico personale di Nerone che l'aveva creata, non prestarono altra fede che alla teriaca veneziana. Gli speziali furono inizialmente riuniti in un'unica corporazione, con la loro mariegola, ovvero lo statuto della categoria. Dal 300 in poi furono invece suddivisi in due grandi categorie, gli spezieri da medicine e gli spezieri da grosso, che vendevano per lo più spezie invece che medicinali. Ogni speziale si impegnava con un giuramento a non fare, né far fare, né insegnare a fare medicine velenose.